Catena del Lagorai, Trentino. Sono 3 gli obiettivi di giornata. Maga Conseria, Cima Succede e Laghi Lasteati. Il punto di partenza è dalla località di Ponte Conseria, a poco più di 1460 metri di altitudine dalla Val Campelle. Si segue quindi il segnavia 326, che è un ripido sentiero boschivo in direzione Passo 5 Croci e Maga Conseria. Dopo circa un'ora e mezza
3 km e poco più di 500 metri di dislivello positivo raggiungiamo il passo 5 Croci. Si segue quindi sulla via L38 per Sentiero della Memoria e si sale fino a Cima Succede. In poco meno di 2 ore, 700 metri di dislivello positivo e 4 km raggiungiamo Cima Succede a 2170 metri di quota. Trincee, baraccamenti, posizioni militari, gallerie, questi sono i resti di ciò che rimane della Grande Guerra. E qui un museo a cielo aperto. Seguiamo quindi le indicazioni per il 326 per Forcella Magna.
Dopo circa 2 ore e 30 di cammino, 6 km, 750 metri di dislivello positivo, raggiungiamo il primo dei laghetti alpini degli Asteati, a quota circa 2120 metri. Giunti alla Malga seguiamo le indicazioni per segnavia L36 per Ponte di Conseria. È un'escursione che si completa in poco più di 4 ore di cammino, circa 12 km e quasi 800 metri di dislivello positivo. Molto panoramica. Menzione particolare riguarda anche, oltre a Cima Succede, il museo della Grande Guerra a cielo aperto. Qualcosa veramente da visitare con riserva e rispetto, dove ci sono ancora baraccamenti, fortini militari, trincee ben conservate e ripristinate. I laghi Asteati poi sono da ammirare da ogni angolazione, sono dei laghi alpini dove bisognerebbe soffermarsi delle ore a contemplare in silenzio la natura e ciò che ci circonda, ma non oggi, che è domenica, giorno di sagre e di processioni.